Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. e 20 è il tempo limite, ai 100 metri dal traguardo. 13, 14, 15, 16, 17, ha dato l'anima Brusaghin, ce la fa per 2 secondi. L'immagine del Giro d'Italia del 2008, la tappa finale di Milano, in cui Marzio Brusaghin si è aggiudicato il terzo posto. Cosa c'entra il ciclismo con l'agricoltura veneta? Beh, perché Marzio Brusaghin ha appeso la bicicletta al chiodo ed ha cominciato a fare l'agricoltore. Benvenuto nel nostro programma, Marzio Brusaghin, buongiorno. Buongiorno a tutti. La prima domanda che le faccio è più difficile pedalare o vangare? Ma diciamo che da ex ciclista è più facile pedalare, è un po' più faticoso. Vangare è un'esperienza nuova, no? È una forma di lentezza o velocità diversa. Senta, però lei, diciamo, più che vangare ha cominciato a fare il viticoltore e ha un'azienda agricola da 20 ettari con 6 ettari vitati, insomma si è reinventato un nuovo lavoro. Sì, dovevo pensare anch'io cosa avrei fatto da grande, no? Da grande il mio sogno da bambino era quello di fare il contadino, ho avuto la fortuna di continuare a fare quello che mi piace. Prima facevo lo sportivo, mi piaceva, adesso faccio il contadino e mi piace. Senta, raccontiamo un po' la località che ha scelto, perché lei le sue radici sono qui, giusto? Sì, sono nato in un paese Cappella Maggiore qui a fianco a Vittorio Veneto. Ho avuto l'occasione di trovare questo territorio e questa zona di Piadera, sopra Vittorio Veneto, e mi sono innamorato subito di questo posto e ho avuto la fortuna che gli ex proprietari hanno deciso di darla a me o di consegnarla, diciamo, in un certo qual senso a me, e ho cercato di sviluppare un'attività imprenditoriale che fosse rispettosa comunque della struttura e delle caratteristiche del posto. Ecco, lei produce prosecco, però gli ha dato un nome basco, perché? Beh, quello è il mio amore, ha fatto 7 anni con la squadra di matrice basca e ho dato il nome Amez del sogno, perché a me piaceva la loro identità, no? Culturale e enogastronomica, che è molto simile anche alla nostra, e quindi ho voluto dare un trait d'union tra le due cose, il mio passato e il mio futuro. Adesso noi invece ci fermiamo per i titoli e poi proseguiremo in questo viaggio alla scoperta di Marzio Brusaghin, non più tra i pedali ma tra i vitigni. Dal Giro d'Italia al Prosecco della Piadera, la storia dell'ex ciclista professionista Marzio Brusaghin, della sfida di piantare il vigneto di Glera più alto del Veneto e di portare la sua esperienza mondiale per contribuire allo sviluppo agrituristico dell'Alta Marca. Ordini disdetti, rifiuto di lavoratori stranieri di lavorare nei campi veneti e richiesta di certificati di buona salute per il Prosecco. È l'effetto coronavirus che arriva a contagiare anche l'agricoltura. Dalle sue foglie si distilla l'elisir di bellezza. Con lo spezier Renzo Gatto riscopriamo la mamelide che con tisane e decotti rassoda la pelle mantenendola sempre giovane. Sono i fiori che segnano l'arrivo della primavera. Con Adriano Favaretto i consigli per scegliere e soprattutto preparare bene le composizioni di fiori per colorare terrazze e balconi. Torna l'ironia negli agrifogli di Beppe Fantin. Questo mese cerchiamo di sdrammatizzare il coronavirus immaginando le nostre comunità come tanti grappoli di prosecco e i nostri medici come gli agricoltori che pompavano le viti con solfato di rame. Marzio Brusaghin, ma quanti anni hanno queste viti? 10 anni, nel 2010. Senta, ma allora, di solito quando uno fa una carriera ciclistica come la sua, poi quando appende la bicicletta al chiodo rimane all'interno di quello che molti chiamano il circo ciclistico. Perché lei ha deciso di uscirne? Fin da bambino era uno dei miei desideri, no? di fare questo lavoro. In più avevo voglia di rimanere nel mio territorio che amo, io ho voglia di fermarmi dopo tanti anni, girare per il mondo, non ho voglia di un'altra vita da zingaro, no? Cosiddetto. E quindi ho voluto fare questo lavoro che a me soddisfa e mi appaga. Perché proprio le viti e proprio il prosecco?
Con tutto il vino che lei ha conosciuto, con tutte le tipologie, col mondo che ha visto. Il nostro territorio è Prosecco, non è conosciuto per Prosecco e penso il Glera è la vite d'elezione delle nostre zone, quindi era una scelta quasi naturale o scontata. La vite perché comunque questo in quel momento storico dei primi impianti qui era comunque anche in una zona limite, no? Siamo sopra i 400 metri di altitudine, quindi era già anche una sfida, no? Mi piacciono le sfide, certi dicevano che era impossibile che venisse uva qua su, insomma io mi trovavo un po' la testa dura, ho detto beh, io ci provo lo stesso. Insomma ci vuole l'ostinazione del ciclista per arrivare a certi risultati. Diciamo che il ciclista è un po' come il portiere di calcio, anche un po' folle, no? Cioè, un po' di pazzia, un po' di sana voglia di dimostrare qualcosa che sembra impossibile, no? Come quelli che scalano la montagna, sembra impossibile arrivare in cima, sembrava impossibile a suo tempo arrivare in cima all'Everest, c'è qualcuno che l'ha fatto. Sì, poi tra l'altro qui le permette di fare il biologico vero, perché essendo quasi una sorta di bolla le ha permesso di fare questo tipo di sperimentazione. Sì, noi abbiamo fatto già da 9 anni questa scelta. Il territorio ce lo permette per questioni climatiche, abbiamo la fortuna essendo un blocco unico di non avere, diciamo, altre coltivazioni attorno, principalmente è il clima che ci aiuta su questo tipo di scelte. Va bene, adesso noi ci fermiamo per le notizie del mondo dell'agricoltura e poi proseguiremo in questo viaggio nell'azienda agricola di Marzio Brusaghin. Ordini disdetti, rifiuto di lavoratori stranieri a lavorare nelle aziende agricole padovane e richiesta di certificati di sanità per il prosecco, ma anche per l'ortofrutta e altri prodotti agricoli. È la situazione paradossale che molti imprenditori agricoli stanno vivendo nelle ultime ore, come conseguenza dell'epidemia di coronavirus in Veneto e in Lombardia. A preoccupare sono le richieste di certificazione sanitaria che stanno avanzando sia le catene di distribuzione europee sia i singoli clienti. Una richiesta immotivata, visto che il contagio avviene solo nel contatto tra persone. Un altro fenomeno preoccupante è il rifiuto di alcuni lavoratori stranieri stagionali di venire a lavorare nelle nostre aziende per paura del contagio. Riscontri positivi per il progetto europeo Interreg Italia-Croazia Itaca, che punta alla realizzazione di strumenti innovativi per incrementare la competitività e la sostenibilità della pesca dei piccoli pelagici, in particolare acciughe e sardine nel Mar Adriatico. Un progetto vincente che presto potrebbe estendersi anche a tutto il Mar Mediterraneo. In pratica Itaca prevede l'elaborazione su base scientifica di un modello economico previsionale in grado di analizzare in tempo reale per ogni mercato di sbarco del pescato una serie di dati economici. Da qui la successiva fornitura alle imprese della pesca di precise indicazioni sull'esatto quantitativo di pesce azzurro che ogni singolo mercato è in grado di assorbire nei vari periodi dell'anno. Il Veneto, col 3% del mercato nazionale, è l'ottava classificata tra le regioni italiane nel comparto del vivaismo, stessa posizione occupata nel mercato di fiori e piante. Il dato è comunicato da My Plant and Garden, la più importante fiera internazionale del florovivaismo in Italia, un giro di affari di oltre 57 milioni di euro. Il valore della produzione italiana di fiori e piante, in crescita dell'1%, è stimato in oltre 2 miliardi e mezzo di euro. A questi dati si aggiungono le quote derivanti da vasi, terricci e substrati, che portano il volume complessivo del comparto a superare i 3 miliardi. E mentre sentiamo che le campane suonano nel mezzogiorno al fondovalle, con Marzio Brusaghin vediamo proprio la vera biodiversità, ovvero il bosco, però anche la piantumazione, il taglio però un taglio che è stato fatto appositamente, vero? Sì, è stata una scelta, diciamo, un po' estrema, ma dovuta al fatto che dobbiamo permettere all'aria di circolare, no? C'era un ristagno di aria e facendo bio questo è un grosso problema, quindi abbiamo deciso in questo pezzettino di fare questa scelta per permettere appunto l'aria più umida, più pesante di fluire verso valle. Che significa questo? Limitare ulteriormente eventuali trattamenti che si dovrebbero fare in alternativa. Sì, lo scopo principale delle scelte agronomiche che facciamo è quello appunto di limitare i trattamenti che siano i più efficaci possibili per riuscire comunque a portare a casa un prodotto che sia anche piacevole. Ecco, da questa parte noi vediamo del filo elettrico e immaginiamo che sia per, diciamo così, gli animali selvatici, qui mi pare ci siano diversi cervi, giusto? Sì, è una presenza molto importante di cervi.
Mentre da quest'altra parte c'è il filo elettrico, ma è fatto per chi? Per chi viene a mangiare di l'uva quando è pronta? Diciamo che quello è per i nostri aiutanti, no? Usiamo gli asini in mezzo ai vigneti, adesso il filo è un po' molle, ma normalmente vengono lasciati liberi all'interno del filare che possono mangiare l'erba. Ecco, beh, allora come funziona? Perché li avete messi là? Adesso è un po' basso, no? Il principio è che questo filo, più o meno 1 metro d'altezza, ha un 9 volt, quindi una bassa voltaggio. Dà solo fastidio, insomma. Sì, un pizzicone per loro. Con la testa vanno sotto, mangiano l'erba, però non mangiano le viti perché il sottocollo è molto sensibile dell'asino, quindi sotto mangiano ma sopra no, quindi preserviamo la nostra cultura e permettiamo loro comunque di mangiare l'erba sotto fila. E così non dovete neanche sfalciare perché è tutto, diciamo, naturale al 100%. Sì, l'unico passaggio facciamo per trinciare i tralci e poi loro mangiano sempre loro, poi non tagliamo più l'erba. Anche questo allo scopo di aumentare la biodiversità floreale, no? E delle piante, perché comunque un passaggio intensivo con un trincia seleziona delle erbe pochi tipi di erbe. Vabbè, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi quando riprenderemo spiegheremo perché tutto sommato Marzio Brusaghini è stato anche forse per certi versi un po' il suocero di Rosso. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitav. Padana Sementi. Per un prato sempre al top.